Va ora in onda La chiusura delle borse, realizzato in collaborazione con Il Sussidiario. Radio Libertà, in collaborazione con Il Sussidiario TV, presenta La chiusura delle borse di oggi. Buongiorno, buon pomeriggio e bentornati a Sussidiario TV. È il momento della chiusura dei mercati azionari italiani ed europei, l'andamento dei primi mercati americani. Allora, una giornata ancora una volta contrastata, un'apertura di settimana sempre all'insegna un po' dell'incertezza, con gli operatori cercano sempre di capire le notizie che provengono dal fronte geopolitico per capire le possibili conseguenze finanziarie sui mercati. E così, in una giornata che era partita a maluccio, la borsa ha un po' poi contribuito a invertire, i mercati hanno invertito un po' la tendenza, però di fatto poi alla fine, soprattutto Milano, ha concluso la prima giornata della settimana sostanzialmente in parità, la variazione più 0,02%, quindi minima, sostanzialmente stabile. Parigi più 0,26, la borsa spagnola più 0,22, la borsa tedesca di Francoforte più 0,51, la migliore a livello europeo, fuori dall'euro Londra con più 0,58%. Bene, l'America è partita abbastanza bene, il Dow Jones sta registrando un rialzo di circa mezzo punto, così sta facendo anche l'S&P 500, che riguarda un po' le 500 maggiori imprese con maggiore capitalizzazione americane, più 0,79%, il mercato tecnologico, il Nasdaq, sta registrando un rialzo dell'1,7%. Dati comunque naturalmente provvisori, dati invece definitivi e ancora una volta anche qui un po' contrastati erano arrivati in mattinata dall'Asia, con le borse che erano state un po' altalenanti, con Tokyo più meno 0,3, Hong Kong più 1,45, Shanghai meno 0,26%. Insomma, l'incertezza regna sovrana sui mercati finanziari. Il cambio euro-dollaro, per concludere, 1,148, la chiusura della giornata. Andiamo a vedere se troviamo con l'aiuto del nostro computer l'andamento dell'oro. L'oro viene scambiato, cala un pochettino, ma di poca cosa, a $4.975 all'onza. Bene, è tutto per oggi. Avete ascoltato La chiusura delle borse, realizzato in collaborazione con Il Sussidiario.